Signore, siamo i portatori della tua croce e il rischio è il nostro pane quotidiano. Nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, nell'inferno dei rotti, la nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio, per Santa Barbara Martire, così sia. Contrariamente a quello che accade in tutta Europa, in Italia si ha la tendenza a considerare questi ragazzi, questa gente, un po' come dei pubblici dipendenti, dei dipendenti statali, dei funzionari statali. Non è così. I Vigili del Fuoco nascono da una vocazione volontaria e in tutto il mondo rappresentano quelle che possono essere le istanze più immediate, più dirette della popolazione nei momenti difficili. In Italia si parla molto di protezione civile, in realtà i Vigili del Fuoco sono una cosa ben diversa, perché la protezione civile è un'organizzazione sotto certi aspetti anche burocratizzata, opera in modo egregio, ma opera dopo che è avvenuto il disastro. Sul disastro ci sono i Vigili del Fuoco. I media molte volte enfatizzano la protezione civile confondendo le cose. Noi Vigili del Fuoco veniamo da una vocazione volontaria e vorremmo con questi incontri che la gente si riappropriasse del corpo nazionale come avviene in tantissime nazioni, non solo europee. Pensate che in Francia il giorno della festa della Bastiglia, il 14 di luglio, dopo la grande parata all'Arco di Trionfo, c'è il ballo dal reggimento dei saperi-pompieri e i parigini, le ragazze di Parigi ambiscono molto a parteciparvi. È una festa, i Vigili del Fuoco in questo momento vogliono essere la festa dopo tanti drammi che loro sono costretti a vedere.